Ciao amici, bentornati per questo 40° episodio. E siamo ormai appunto nel 1574, ma come avete visto, insomma, questi ultimi episodi non ci consentono di procedere molto rapidamente nel tempo perché appunto ci troviamo in un'epoca, possiamo dire, di transizione perché appunto abbiamo formato il nuovo Stato italiano, ma ci troviamo ad avere grandi ribellioni e problemi di sovraestensione e in più la lotta con le altre nazioni europee per la dominazione del Mediterraneo che ci coinvolgono sempre in queste grandi guerre, di cui l'ultima appunto quella appena iniziata contro Spagna, Portogallo, Inghilterra e i loro amicastri, potremmo chiamarli così, cioè l'Austria e l'Ungheria in particolare, ma anche altri stati tedeschi e la Norvegia. Però l'inizio di questa guerra è stato abbastanza positivo. Ecco, qui il nostro carissimo amico vuole farsi ammazzare. Va bene, che faccia quello che desidera. Noi più che altro adesso dobbiamo, appunto con questo diplomatico, richiamare eh, cioè annullare l'accesso militare con gli indiani. E qui io direi che è il caso sì, di incorporare questa colonia prima che agli spagnoli venga qualche strana idea. Qui dove sono i nostri coloni? Non qui, direi. Già. Il costo si farà sentire, ma io direi di... Dov'è? Questa, ecco. Di richiamare da qui il nostro colono e mandarlo al Rio della Plata. Però, giustamente, prima dobbiamo anche concentrarci su quello che fanno questi spavaldi ungheresi. Qui stiamo soffrendo Aspettate. Una terribile... abbiamo avuto delle gravissime perdite. Forse ci conviene tornarcene pacifici in patria e aspettare nuove occasioni di battaglia. Magari concentrarci sulla protezione di quello che dobbiamo proteggere e sperare che i francesi facciano il loro sporco dovere. Ottima idea. Ho inserito anche questa musica che si addice molto alla situazione drammatica del momento. Allora, io direi quindi di... Ragazzi, tornate in Bosnia. Anzi, vediamo se c'è qualcuno che sta fuggendo in direzioni un po' sparpagliate. In Serbia. Ecco, bravi, andate in Serbia, ma un'altra metà vada in Bosnia. Va bene. Andiamo un po' a scatti, eh? Tanto qui... Colonia... Che cavolo è successo a Colonia? Purtroppo ha trovato un erede. Va bene, non è grave, niente di grave. Questa direi che non possiamo proprio annetterla, per quanto possa sembrare una buona cosa, perché siamo davvero al di là di ogni limite già di nostro. Allora, quindi possiamo togliere la pausa. Un secondo. Oh mio Dio. Questa colonia è stata subito danneggiata dalla mancanza e questo dovevamo prevederlo. In realtà abbiamo fallito nelle nostre previsioni. Va bene, però non è successo niente di grave, abbiamo perso solo, penso, una cinquantina purtroppo ci costerà, però che fare? Mandiamo allora il nostro qua e aspettiamoci però di avere un altro debito a sto punto a causa del nostro. Non perdiamo l'occasione di far fuori anche questa piccola armata nemica. Ecco, come vedete questi fuggono chissà dove, quindi non mi è sembrata una buona idea. Ecco, questa è stata un'idea migliore, no? Seguirli in capo al mondo perché... E questo
c'è stato un colpo di scena. L'imperatore non è più l'Austria, ma Colonia. Aie! E avevamo anche noi la possibilità davvero di diventare imperatori e ce lo siamo persi clamorosamente, perché eravamo a parità con Colonia solo per un punto in meno praticamente. Che cavoli è successo? Mm, vabbè, cavoli, abbiamo davvero perso per un soffio la possibilità di diventare imperatori, perché chissà cosa sarebbe successo se il Württemberg avesse votato noi anziché Hesse, e davvero siamo a pari merito, come vedete, 158 punti contro 158. Sarebbe stata una bella sfida, no? A parità non so chi ha la precedenza, se noi o il computer, ma sarebbe stata una bella, curiosa sfida. Io non avevo notato questa possibilità. Colonia, quelli che noi vogliamo fare vassalli, addirittura sono diventati imperatori. Ma pensate. Da imperatori sarebbe stato davvero più facile poi anche vassalizzare Colonia. Quindi non ho ancora avuto la vostra opinione sulla nuova idea. Io quasi quasi punterei subito sulla diplomatica, anche se forse avremmo più potere militare da spendere. Questi scappano chissà dove. Qui facciamo fuori però, ecco, bravi. Vabbè, non c'è stato chissà quale vantaggio da tutto ciò, però. Ma no, andateci qua. Diplomatico tornato, bravo. Purtroppo non siamo stati fortunati per questa elezione imperiale, davvero no. No, scusate. Davvero, se per 1-0 praticamente abbiamo perso la corona, è stato un evento vero negativo, però qui vedo che intanto i francesi stanno, i pirati, vabbè, però i francesi stanno ottenendo un'importante vittoria militare. Già. Intanto attaccano anche qua. Sembra riusciranno. Cavoli. Pure nelle Canarie c'è sentimento di rivolta. Sì, forse qui ho sbagliato qualcosa. Meglio mandare un po' di uomini qua. Anzi, voi fatemi pure un po' di strada. Anzi, fatemi così perché... No, la Provenza no, ragazzi. Come vi è venuto in mente di assediare la Provenza? Vi faremo passare la... qui hanno vinto i ribelli. Contro l'esercito austriaco, che ribelli. Molto saldi nelle loro convinzioni. Qui dobbiamo attaccare sti terribili nemici. Comunque siamo contenti che gli austriaci facciano così pena. Qui non possiamo negoziare, stiamo aspettando, però non ci faremo perdere l'occasione. No, anzi, però aspettiamo la fine del mese. Tu perché sei passato a Zagabria? Ma sei un vero genio. Qui non... Oh mio Dio, avendo perso... Vabbè, tu torna qua a sto punto. Mio Dio, stiamo soffrendo anche per i ribelli. Giustamente. Però qui non possiamo neanche muoverci, a dir la verità, perché non so se c'è una flotta nemica in zona. Non è proprio il caso. Allora, vediamo di far fuori sti provenzali. C'è sti genovesi un po' troppo provenzali per i miei gusti più che altro. Oh mio Dio. Anche l'ordine livoniano in guerra.
Dovremmo far pace il prima possibile, io credo, perché... per fortuna qui abbiamo resistito. Intanto in Provenza si è scatenata la più aspra battaglia, ma siamo assai avvantaggiati. Benissimo, abbiamo fatto fuori questi indegni per benino. Direi di andare a recuperare queste armate. Non ho una buona idea attaccare in Friuli perché è una provincia montagnosa. Beh, neanche troppo a dire la verità, però potremmo anche provarci. Va bene, allora voi andate qua, no, scusate, qua e voi qua. Eh, Aie. Vediamo se riusciamo. Dobbiamo davvero... Uno entri in curia sto cardinale, quanto aspetta? Eh. E qui siamo a meno 13.000, va bene. Oh mio Dio, dannazione. Uh. Ah, no. Qui intanto, attenzione, gli spagnoli hanno... mio Dio, hanno annullato la loro colonia. Qui anche noi la perdiamo perché... Vabbè, non è per forza un evento negativo. Non ho voglia di spendere così tanto potere diplomatico. No, no, no. Mm. Maledetti spagnoli. Vabbè, non ci sarà bisogno di muoverci perché le armate di Nuova Venezia si fanno più minacciosi che mai. Però io direi portiamo... Oh mio Dio, attenzione, colpo di scena. Non vogliono lasciarci in pace sti malefici, eh? Vai. Sembra che ce la facciamo anche qua comunque. Una piccola distrazione, ma... Mio Dio. L'esercito ungherese è persino peggio... No, l'inflazione. Vabbè. Mm. L'esercito ungherese sembra persino peggiore di quello già terribile del... Stiamo scendendo. Ah sì, è vero, abbiamo un grandissimo... Vabbè, allora non spendiamo il potere amministrativo che è così prezioso. Abbiamo scoperto... Ah bene, la Patagonia occidentale. Oh mio Dio, qui invece colonizzano già sti malefici. Qui ci sono i ribelli, insomma c'è un po' di tutto in questa regione. Ok, richiamiamo il diplomatico qua. Qui intanto i francesi sembra che abbiano vinto, però sono impazziti e se ne stanno qui a Girona. Boh, non si sa a che pro. Attenzione però, accidenti, non siamo arrivati in tempo, naturalmente per un giorno, da nostre migliori tradizioni, insomma, ci è sembrato più che opportuno ritardare di un giorno l'arrivo. E a sto punto cosa conviene fare qua? Questa è la vera domanda. Tu arrivi il 16. Cerchiamo di sincronizzarvi. Il 22. Va bene, aspettiamo 3 giorni. Vabbè, questo non è grave. Vabbè, qui arriva il giorno dopo, ma perché non riesco a sincronizzare due cavoli di... E forse non mi conviene far sto attacco però, eh.
conviene farlo. Contro le armate ungheresi. Sono deboli le armate ungheresi. Però rischi di perdere. Cioè, alla fine, che cavoli ci guadagno? La domanda è questa. Cavoli, come mai siamo così in perdita però, ragazzi? Non abbiamo... Ah, giusto. Rimandiamo. Dov'è? Arriva? Ok. Hmm. Eh, No, non è assolutamente consigliabile sto spostamento. Cerchiamo di rimanercene buoni qua a gestire la situazione. Già questi spostamenti non sono stati molto opportuni. Oh mio Dio, però qui arrivano pure dei rinforzi. Qui arrivano l'8, quel 7, va bene. Oh mio Dio, ma non scherzano affatto. Ah, qui naturalmente siamo pure usciti dalla... giusto. Ok. Qui l'armata di Savoia compie le sue azioni malefiche. Bravi, tornatevene indietro. Ci piacete di più così. Vediamo se riusciamo a negoziare qualcosa. Assolutamente no. Giustamente è appena iniziata la guerra e noi già vogliamo la pace. Non ci concederanno così facilmente ciò che desideriamo, ma noi ci faremo valere, dai. Qui dovremmo anche far fuori questi malefici. Ma comunque allora, qui abbiamo una, è già nostra, 2, 3, 4. E questa è bloccata, vero? Sì. Accidenti, non ci voleva. Vabbè, voi andate qua. E niente pace allora, però qualcosa la combineremo. No. Allora, prima di tutto miglioriamo le relazioni, perché no? Adesso voterebbero noi, come vedete. Disgraziati che non siete altro. Württemberg già aveva le relazioni massime. Ah già, e quindi non potevamo farci niente in realtà noi. Non si sa bene cosa è cambiato, però è migliorata un po' la nostra situazione. Colonia, vabbè, miglioriamo un po' le relazioni con loro, le abbiamo già migliorate, sì. Però siamo stati davvero sfortunati in quel frangente. Vediamo se riusciamo a concludere questa guerra dei miei stivali senza fare un bel niente, se è il modo migliore di concludere le guerre. Ma bravi, voi andate pure in Serbia, ammazzatevi un po' da soli, è la cosa che preferisco, però invece le ribellioni non le preferisco proprio. Voi che cavoli state facendo? Dove sono i ribelli qua? Non si sa che fine abbiano fatto. E questi? Pure quei ribelli lì non mi piacciono per niente, però mi sa che non pot... Vabbè, stiamocene buoni, tranquilli, placidi. Allora, ciao francesi, perché non ci volete più così bene? Cavoli. No! E proprio il francese doveva venire al suo posto. Accidenti, avevano investito così tanto su di lui, è morto.
Pure l'Albania, accidenti. E non solo. Aie, questa no. Perché anche questa? Qui stavamo facendo qualcosa noi? No. Casablanca, no. Erano soldati regolari quelli, spero davvero di no. Abbiamo pure preso un debito. Siamo in caduta libera proprio economicamente parlando. E non si capisce neanche bene perché, a dirlo il vero. Cosa sarà aumentato, diminuito, non... Ok. Una ribellione. Allora, noi dobbiamo forse adesso dimenticarci le armate nemiche. Ci hanno chiesto di mandare un rimpiazzo. Vabbè, mandiamo un diplomatico come rimpiazzo. Bavaria ha dichiarato bravi, dichiarate guerra a Salisburgo, distruggeteli, mi stanno talmente simpatici che potete fare tutto quello che volete, per quanto mi riguarda. Questi dove vanno? Non mi piacciono per niente. Allora, fate così però. Mi sento più al sicuro in questo modo. Magonza? Chi è Magonza? È entrato in guerra contro noi? No, non ho capito. Ecco, ti pareva che Casablanca non morissimo tutti quanti. E invece Magonza è in guerra contro la Bavaria. Non so perché veniamo anche informati di queste piccolezze, ma si vede che gliel'abbiamo chiesto noi, quindi ci sta pure bene. Allora ragazzi, forse è il caso di salpare. Ecco. Allora, dov'è il nostro leader? Tanto amato, bravo. Vai in Albania. Però dovremmo forse dividere a metà la flotta, no? Sarebbe più intelligente. Dato che non ci serve tutta. Ok. Ma questi cosa fanno? Boh. Non si sa. Ne combinano di tutti i colori, più che altro. Qui siamo inseguiti a breve distanza. Accidentaccio. Non pensavo proprio di perdere un cardinale. Si vede che la curia proprio non deve diventare nostra, eh? È un complotto contro di noi. Allora, qui noi andiamo da queste parti. Anzi, qui andrei a Palermo io. Uruguay hanno avuto successo sti malandrini. E io quasi quasi dico che va tutto bene. Ma sì, accettiamo le vostre domande. Io non ne posso più di sti ribelli che ogni 5 minuti si ribellano, però. Che devo farci? D'altronde non sarà colpa mia se si comportano così. Però perdere tutto questo prestigio ogni volta mi gira anche un po'. Ma aspettiamo pure un po' di tempo, vediamo un po' cosa succede. Danimarca, non ci importa cosa fa la Danimarca. Allora, vediamo, questi stanno tornando indietro, questi non si sa. Qui ci sono i francesi, qui abbiamo fatto fuori i ribelli albanesi, bravi. Li portiamo da queste parti, forse adesso. Ah, bravo! Che fortuna.
Fate fuori gli austriaci, ragazzi. Comunque qui stiamo... Congo cioè, la cosa più ridicola che abbia mai sentito, però... Ma voi volete proprio perderla sta provincia, non si capisce. Va bene, fate pure come ritenete opportuno. Qui siamo rovinati. Fez, berberi, non si sa che cosa succederà. Qui cosa stiamo aspettando? No, ormai il mese è passato, andatemi qui per favore. La guerra sembra che proceda bene, anche se non si è capito bene come mai. Teniamo d'occhio sta situazione. Lombardia sotto assedio, non ci voleva. Neanche questo ci voleva, forse. E neanche questo. Non ci voleva niente, tutto quello che è successo. Però è successo. E dobbiamo farci una ragione. Adesso però marciamo. E mobile, pure nei mobili ci attaccano. Ah! No, dove andate? Aiutateci, maledetti. Questi non sono nemmeno come Uruguay. Cosa combinati in Uruguay? Questi pirati sono più spietati che mai. Qui ci sono pure dei portoghesi. Io penso che gli spagnoli si stanno già pensando di costruire colonie più lontane, ma qui abbiamo pure delle colonie inglesi. Ragazzi, o mi aiutate o sono finito? Cavoli, qui come faccio adesso? Senza le armate. Perché si sono ribellati, ma abbiamo ovunque rischi di rivolta assurdi. Io adesso mi concentrerei qua, ma non credo che abbiamo molte possibilità di successo. Vabbè, voi andatemi qua. Anche se avete il rischio di essere affondati, non si può andare avanti così. Allora, voi state andando? Sì. Allora voi vi richiamo pure a voi. Ah cavoli, i ribelli hanno vinto qua. Io tenevo gli austriaci, perché hanno vinto i ribelli? Oh mio Dio, qui è un po' un rischio per gli spagnoli, per i francesi. Cavoli, abbiamo perso in un men che non si dica un'altra armata. Va bene. Come se non avessimo già abbastanza problemi a riguardo. Ok, qui abbiamo vinto, ma non si danno mai per sconfitti costoro, perché sono davvero... Ecco, richiamiamo questo. Non si arrendono mai, insomma, questo era il succo. Però io credo che da un momento all'altro potremmo far pace, sì. Questo è vero. Pampas. Pampas, Pampas, Pampas. Io direi che questi conviene distruggerli finché siamo in tempo. Ok, questi le hanno ridistrutte senza bisogno che noi facessimo niente, però questi inglesi maledetti non ci voleva che arrivassero fino da noi. Voi state pronti a salpare in caso di necessità. Ok, ora vi arrendete, maledetti. Dai, arrendetevi. Perché non... Io una volta questi coloni non facevano sti rimbalzi avanti e indietro, invece adesso...
si sono fatti più malefici che mai. Allora, vediamo un po'. Sì, grazie, era questo che volevamo chiederti, ma non è propensa a far pace. E se continuiamo così, ci vogliamo fare uccidere, francesi? Grazie, ottima idea. Potevate anche salvarvi, credo, se mandavate rinforzi. Ma no, voi no. Niente. Cavoli, quanto resistete con 2000 uomini voi? Oh, bene. Un'altra. Bene. Però c'è morto il diplomatico. Non abbiamo soldi, direi di puntare su questo. Non ci servirà a niente, ma al momento non abbiamo davvero i soldi per fare niente, quindi il fatto che non ci serva niente è più che mai adeguato. Ah, ma qui abbiamo ancora sti... eh, vabbè, ok, perfetto. Ok, ok, bravi. Qui abbiamo delle caracche che... Vabbè, le mettiamo qua. Ne succedono di tutti i colori. Allora, abbiamo due coloni liberi. Accidenti. Ottimo. Uno è qua e abbiamo già il colono. Uno è qua e non abbiamo il colono, ma... Poi c'è questa. Mm. Vabbè, non è che ci serva molto, di verità, però... Eccoli qua. Io direi... Chi è? Francia. Accidenti, è già finito. Cerchiamo di isolare la Francia da qui. Mandiamo un colono proprio lì e basta. Ok, li abbiamo tutti. 1, 2 e 3. No, questa non l'abbiamo però. Ah no, ne abbiamo un altro di colono. Non ho capito bene. Uno è qua. Uno è qua. No, uno non è lì. Ah, ok. Si è capito qualcosa. Questo a suo tempo ce lo prendiamo. Va bene, va bene. Sti inglesi maledetti comunque. Non li sopporto davvero più. Fate in modo di approdare a Tangeri voi. Così facciamo, risparmiamo un po' di tempo. Qui abbiamo perso dei punti preziosissimi, non ho capito come. Vilna. Mi sa che hanno fatto una battaglia a nord. Forse. Dove sono finiti infatti? Non si sa. Allora, voi fate in modo di far fuori almeno sti ribelli qua, perché non è che si può andare avanti così all'infinito, giusto? Ecco, qui le flotte immagino che siano abbastanza in pericolo, ma per ora è andato tutto bene. Speriamo continui così. Allora, qui non abbiamo leader, no? Allora, comunque abbiamo un altro diplomatico, un altro. Allora, qui noi abbiamo capito che sarà proprio un po' difficile far pace. Accidenti, dovremmo avere una vittoria decisiva, ma... Oh mio Dio, cosa succede qua? Ah! Per fortuna me ne sono accorto. 11 dicembre. Allora, accidenti. E adesso come ce la caviamo qua? No, non volevo perdere. Allora, riusciamo a scapparcene proprio quatti quatti. Qui arrivi l'8. No. Sì, ok, siamo salvi lì. Ma siamo più in montagna? No.
Aiuto. Questi non ci lasceranno mai passare tra la... Ma siamo in guerra, vero? Sì, giusto. Allora, vammi a Cuneo. No, che cavoli sto dicendo? Vammi in Liguria. Va bene. Non troppo. Va bene, ma non troppo. Speriamo... Allora, comunque io non ho capito cosa sto facendo con i coloni, niente, immagino. Perfetto. Un altro portoghese. Allora, avevo sto colono qua. Uno l'ho mandato qui, no? Qui non ho neanche un uomo, quindi forse non è il caso. Qui ancora i portoghesi stanno facendo i loro cavoli. Sì. Non è proprio la situazione che uno spera di avere. Tra l'altro lì... mamma mia. Ma perché? Cosa abbiamo fatto di male? Vabbè, tu vammi qua, guarda. Come facciamo a far fuori questi 9000? O riesco in qualche modo a convincere questi qua a seguirmi? Questa è spagnola. Fate così, allora andate in quella spagnola. Però non è possibile. Gestire tutta sta roba, perché qui non riuscirò mai a attraversare l'oceano senza morire preventivamente, quindi non è una buona idea. Questi, a meno che arrivano gli spagnoli qua, no? Ma non arriveranno, credo, ad aiutarmi. Vabbè, noi andiamo avanti così, verso la nostra fine. Qui arriviamo al 16, forse ce la facciamo allora. Mio Dio, facciamo davvero più schifo pure di loro. Ma vabbè. Ok, accettiamo. Però in qualche modo lo dobbiamo usare il colono, quindi lo mandiamo di nuovo qua, dai. Va bene. E il diplomatico invece non si sa che cavoli gli facciamo fare, proprio non lo sappiamo. Ma magari lo mandiamo in Boemia. Oh mio Dio! Allora, abbiamo battuto i ribelli, ma siamo morti. Non so se sia una buona idea. Ok, siamo salvi, un momento. Forse riusciamo a fare una strana strada qua. Va bene. Allora, qui siete... avete vinto? Ma questi vanno di qua e di là come del... No! Cosa- Siete impazziti voi? Allora, andatemi qua, non so. Allora, è vero, potete fare tutto quello che volete voi, ma io punterei più che altro su questo tragitto. Forse finalmente la Provenza, ma non credo durerà molto la situazione. 27, ok, siamo salvi. No, non siamo salvi. Grandi, forse siamo salvi. Ah! Inseguiti in una maniera terrificante da questi malefici. Io me ne andrei in Sicilia. Ragazzi, andatevene in Sicilia.
è un'ottima idea. Ecco, voi unitevi a Nasso e Atene, vabbè, e vi lasciamo qua. Lombardia. Qua quante cose succedono? Ok, richiamiamo questo alla Russia. Siamo morti? O abbiamo vinto, no? Cos'è? No, non abbiamo vinto. Cos'è successo? Abbiamo vinto la battaglia di Unami. Ok, abbiamo vinto. Non siamo morti ancora. Cioè, ci siamo solo arrivati vicini. Vabbè. Se così deve essere. Così sia. Qui non si sa cosa stanno facendo. A Manhattan. Oh, bene, finalmente abbiamo integrato sta Provenza, il cavolo. Ok, siamo a un livello quasi più accettabile, ma ancora terribile. Insomma, non siamo ancora fuori pericolo. Ecco, voi perché non siete ancora in mare, ragazzi? Dobbiamo assolutamente salvare queste genti. Abbiamo ingaggiato i nemici. Ok, forse li abbiamo salvati, il nostro carissimo esercito. Qui c'è stata la rivolta alle Canarie, giustamente. Allora, voi cercate di farmi fuori un po' sti disgraziati, perché non è che si possa andare avanti all'infinito così. A Manhattan ci siamo salvati. Nizza è sotto l'assedio degli spagnoli nel frattempo. Ok, qui non ce la faremo mai. Perfetto. Davvero, tutto va come una meraviglia, si può dire. Ok, voi maledetti. Io qui cancellerei proprio la creazione di questo core. Ma prima di tutto accetterei questa mala proposta degli inglesi. Mio Dio, quelli di Fez, se il Marocco non resiste qua, cavoli. Ok, qui abbiamo vinto. Sta guerra non finisce mai, sono sempre così ste guerre. Ma io credevo ce lo stessi già rifiutando l'accesso mercantile Spagna. No, ok, dovete rifiutarlo un'altra volta. C'è proprio un doppio rifiuto tipo. Va bene, abbiamo ingaggiato naturalmente con un leggero ritardo, come da nostra buona tradizione, sti bischeri del cavolo. La nostra fortezza, tutte le nostre fortezze di realtà sono sotto assedio. Va bene, in Lucania va bene, ci troviamo bene. Andiamo pure in Campania. Pure. Ok, Fez abbiamo vinto. Pare. Allora, non ho capito però bene i nostri... Ok, qui abbiamo uno dei nostri due leader. Questi li abbiamo proprio fatti fuori? No. Vanno a Casablanca insieme a noi, bravi. Cioè bravi mica troppo, però. Quanti sono? 300, lasciamone uno, dai. A tenere l'assedio. A Gorizia intanto un'altra ribellione. Non poteva essere in Friuli, no? Evidentemente no. In Craina? Non c'è nessuno in Craina? No, voi non andate, non volete fare un saltino? No? Oh mamma. No, grandissimi, ma siete dei geni voi che vi fate fuori da soli, ma quanto mi piacete. Fantastico. Grandi qua, fatevi fuori anche un po' voi. Qui come va? Cerchiamo di tenere il passo.
va bene, ce la possiamo fare. Allora, voi dove andate? Non si sa. Magari qua. Qua dicevo Ragusa. Capoverde. Anch'essa in preda ai ribelli, giusto? Qui se non ci sbrighiamo perdiamo il controllo della provincia, ma come dovremmo fare a sbrigarci? Questa è una bella domanda. Con quali armate? Con quali navi? Non abbiamo niente. Neanche una minima possibilità? Neanche quella. Va bene. Beh, iniziamo a avvicinarci, che devo dire. Magari seguiteci qua. Non ci seguite? Se avessimo il sostegno, non hanno un leader loro. Vabbè che noi siamo un po' carenti da quel punto di vista. Qui stiamo perdendo anziché vincere. Pampas. Ma non so, insomma, comunque io direi che l'episodio finisce qui. Sono stressanti queste guerre, non mi piacciono, È il lato negativo di avere un impero coloniale, dover fare tutte queste guerre del cavolo. Boh, ok. Comunque più o meno ce la stiamo cavando. È difficile capire se sta andando tutto bene o meno perché ogni 2 secondi c'è qualche novità, però. La Spagna sta facendo dei miglioramenti, eh? Sì. Va bene. Vabbè, vabbè. Dai, allora al prossimo episodio.